È andata oltre ogni aspettativa l'oro e l'anima grafiche di Gustav Klimt, la mostra ospitata nel Palazzo delle Contesse a Mel. Alla chiusura, nel giorno dell'Epifania, il contatore dei visitatori ha superato quota 9.000 con arrivi da tutto il Veneto ma anche dall'estero, Stati Uniti e Slovenia. Un risultato importante non solo sul piano culturale ma anche su quello turistico e sociale. In 10 settimane di apertura la mostra ha coinvolto scolaresche di ogni ordine e grado, centri diurni e case di riposo con laboratori e visite dedicate. Un successo inaspettato ma sicuramente conclamato e che conferma Mel, il comune di Borgo Valbelluna e l'intera Valbelluna come centro e polo culturale dove le persone sanno che vengono a Mel per trovare il bello nell'arte e nella cultura. Un progetto costruito grazie all'impegno di volontari, associazioni e amministrazione comunale che ha portato benefici concreti al territorio. Il messaggio che parte da qui, oltre naturalmente il successo straordinario di affluenza da tutto il Veneto, è quello che anche nei borghi, come Borgo Valbelluna appunto, si può fare arte, si può fare cultura e questa cultura e quest'arte porta anche una ricaduta sul territorio. E il percorso non si ferma qui, il Palazzo delle Contesse è già pronto a ospitare una nuova rassegna. Siamo pronti ad accogliere il pubblico per la prossima mostra. Dal 28 febbraio al 10 maggio ospiteremo la mostra qui al Palazzo delle Contesse intitolata Il lavoro dipinto, un insieme di pittori a livello nazionale, una sessantina di opere in mostra e andranno a percorrere da metà Ottocento a metà del Novecento l'arte italiana. Qualche nome? Sironi, De Pisis, Guttuso, De Pero. Il lavoro dipinto sarà la seconda tappa del progetto Un viaggio nell'anima e nel lavoro, inserito nelle Olimpiadi culturali di Milano Cortina 2026. Un altro tassello per continuare a portare arte, cultura e valorizzazione del territorio nel cuore della Valbelluna.